Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, una donna discreta e riservata, rimane al centro di una delle vicende più enigmatiche e tristemente celebri degli ultimi anni. La sua storia, intrecciata con amore, quotidianità e mistero, ci riporta a un tragico evento. Il 14 dicembre 2021, Liliana uscì dalla sua abitazione e scomparve senza lasciare traccia. Il suo corpo fu ritrovato 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Ma chi era Liliana, e cosa si nasconde dietro quella donna tanto amata dai suoi cari quanto sconosciuta al grande pubblico? Nata il 26 aprile 1958, Liliana era la figlia più giovane di Maria e Giuseppe, detto Pino. Da ragazza, mostrava un carattere timido, ma deciso e ricco di iniziativa. Dopo aver concluso le scuole medie, si dedicò a corsi di dattilografia, ottenendo presto una posizione lavorativa presso l'amministrazione stabili spagnol. Anni dopo, la grande opportunità. Un posto nella pubblica amministrazione regionale, un traguardo che portò gioia non solo a lei, ma anche alla sua famiglia, che Liliana sostenne grazie al nuovo lavoro. Liliana visse 2 grandi storie d'amore. La prima fu con Claudio Sterpena, una relazione giovanile che riaffiorò anni dopo, quando il destino li fece incrociare nuovamente. Claudio era un autista dell'ACT, e Liliana raccontava di essere rimasta colpita da lui proprio durante un viaggio in autobus. La seconda, più duratura, fu quella con Sebastiano Visintin, che divenne suo marito nel 2005. I due si erano incontrati nel 1989, in un caffè accanto al Teatro Verdi a Gorizia, durante una mostra fotografica. Per Sebastiano fu un colpo di fulmine, ma all'epoca era sposato e aveva 2 figli piccoli. La loro relazione, per molti anni, rimase clandestina, vissuta nei fine settimana nel laboratorio di lui a Gorizia. Nel 1995, Sebastiano si separò dalla moglie e si trasferì a Trieste, dove visse per un periodo in macchina sotto casa di Liliana e della sua famiglia, in Scala dei Giaggioli. Solo dopo aver ottenuto il consenso della madre di lei, i due iniziarono una convivenza stabile. Dapprima si trasferirono in un appartamento in via di Roiano, poi nel 2015 si stabilirono in via Verrocchino, nel rione di San Giovanni, dove vissero fino alla tragica scomparsa di Liliana. Liliana non era solo una moglie e una lavoratrice, ma una donna dai molteplici interessi. Amava la musica, in particolare le canzoni di Lucio Battisti, e non perdeva occasione di cantare con entusiasmo, soprattutto quando era di buon umore. Tra le sue passioni si annoveravano la poesia, la fotografia e il cinema, con una predilezione per i film di fantascienza. Nonostante non fosse un'esperta cuoca, si dilettava nella preparazione di dolci e primi piatti, anche se in cucina preferiva il ruolo di buona forchetta. Adorava la pizza e i formaggi, ma senza gorgonzola, che invece detestava. Dopo aver perso la madre nel 2012, Liliana fu profondamente segnata dal lutto. Teneva molto alla memoria dei suoi genitori e, ogni volta che poteva, si recava al cimitero di Sant'Anna per portare un fiore sulla tomba della madre. Questa perdita accentua probabilmente un lato malinconico del suo carattere, già incline alla riservatezza. Il pensionamento, che inizialmente aveva vissuto come una liberazione, divenne col tempo un peso. Liliana aveva contato i giorni che la separavano dalla quiescenza, ma una volta lasciato il lavoro in regione, si accorse che alcune abitudini e relazioni erano venute meno. Continuava a frequentare i vecchi colleghi durante la pausa caffè al bar Joyce, ma si rendeva conto che non era più la stessa cosa. Non condivideva più con loro le preoccupazioni e le dinamiche dell'ufficio. Il 14 dicembre 2021. Liliana uscì di casa senza dare alcun segno di disagio o preoccupazione. Tuttavia, quella fu l'ultima volta che la videro viva. Le telecamere della scuola di polizia di via Damiano Chiesa catturarono le sue ultime immagini. Una donna che sembrava immersa nella sua routine quotidiana, ignara del destino che l'attendeva. Per settimane, la sua scomparsa fu avvolta nel mistero. Durante le indagini, vennero scandagliati i dettagli più intimi della sua vita, le immagini della sua casa, i suoi oggetti personali,
perfino i cuori adesivi che appiccicava qua e là. Si diffuse una narrazione pubblica che, forse, Liliana non avrebbe mai voluto. Una donna semplice, amante della tranquillità, improvvisamente trasformata in protagonista di una vicenda mediatica. Il 5 gennaio 2022, il corpo senza vita di Liliana fu ritrovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. 3 settimane di buio, in cui le indagini cercarono di far luce sui suoi ultimi giorni. La scoperta del cadavere pose fine alla ricerca, ma aprì un nuovo capitolo di interrogativi ancora senza risposta. Cosa accadde realmente a Liliana in quelle ore? Quali pensieri, paure o situazioni la portarono al tragico epilogo? Liliana Resinovic rappresenta una figura complessa, una donna riservata, che amava profondamente i suoi cari, ma che al contempo custodiva una vita interiore segnata da malinconie e riflessioni. Il pensionamento, l'assenza della madre, la routine che sembrava talvolta stretta, tutti elementi che, intrecciati alla sua scomparsa, sollevano dubbi e ipotesi. Oggi, la sua vicenda continua a essere oggetto di analisi e discussioni. Nonostante il clamore mediatico, però, Liliana resta innanzitutto una persona, con i suoi sogni, le sue passioni e le sue fragilità. Una vita che merita di essere ricordata non solo per il mistero che l'ha avvolta, ma per ciò che era. Una donna comune, innamorata della bellezza semplice del quotidiano, ma colpita da un destino tragico e incomprensibile. 4 gennaio, la notte prima del ritrovamento di Liliana, Sebastiano riceve una strana telefonata proveniente da Palermo. Sebastiano tra l'altro dirà che quella è l'unica notte, la prima notte in cui da quando è scomparsa Liliana ha dormito, come a dire non ho risposto a quella telefonata perché dormivo. Palermo e Trieste sono molto distanti, per cui la connessione è davvero particolare. Ancora più particolare il fatto che questa connessione si ricrei in altri contesti di questa vicenda. Ad esempio il 14, quando Liliana sparisce, c'è uno scooter che gira attorno a lei e lo vediamo passare circa 3 volte, ma poi scopriamo che dall'integrale delle immagini ci sono altri 2 passaggi di questo scooter vicino Liliana. Come ben sa chi ha seguito i miei video di maggio, noi questo scooter lo abbiamo trovato e abbiamo scoperto che era stato immatricolato proprio da una società di Palermo e poi portato a Trieste. Questo scooter dopo è passato da 3 proprietari, 2 di questi sono triestini, uno dei quali lo conosce personalmente Silvia o suo genero, sarebbe una persona di San Giovanni che lavora all'ex OPP, personale sanitario, una persona rispettabile di circa 56 anni, che Silvia definisce insospettabile. Ma la cosa incredibile è un'altra proprietaria di questo scooter, che dovrebbe essere la seconda, noi non sappiamo bene gli anni in cui questo scooter passa di mano. La seconda proprietaria, guarda caso, a sua volta è di Palermo ed abita a Trieste. Ora la cosa è strana perché la persona che guida lo scooter il 14 sembra effettivamente una donna, ma la cosa che è veramente incredibile, questa coincidenza forse le batte tutte, è che questa donna risulta risiedere esattamente allo stesso indirizzo, sia via che civico, in cui si trova l'egregio studio laboratorio del grande mitico Sebastiano Visintin. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.